trovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Magna, è tutto magna, lo sappiamo, lo sa Sveva, lo sa Andrea, lo sa Vince, lo sanno in redazione, è tutto un magna. Ma noi ci sguazziamo, insomma, anche se non siamo alla buvette del Senato, qualcosina sgranocchiam. Buongiorno, buon pomeriggio, si dice già buonasera, no? Sono le 12.09, non esageriamo. Sammy Varin, terzo tempo di controinformazione, sì, ringraziando i tantissimi che mi stanno scrivendo e quelli che non ne possono più e alla fine sono andati sul sito radiolibertà.net, ci hanno fatto un obolo per sostenere la nostra radio. Grazie, lo sapete, noi viviamo anche grazie al vostro sostegno economico. Quei 5 euro che Sammy Varin vi chiede servono a potenziare la nostra redazione, in questo caso devo dire a potenziare anche dal punto di vista tecnico la nostra redazione. Ogni tanto si rompe qualche cosa, eccetera. Se non ci foste voi, grazie davvero. E ci sono anche artisti che ci danno una mano perché hanno capito che sulla nostra radio la loro musica viene trasmessa e quindi quei 5 euro, pensate, ce li danno volentieri. Per aiutare Radio Libertà basta cliccare abbonati, sostienici sul sito radiolibertà.net e aiutarci con una carta di credito o ancora meglio andare in posta, prendere uno di quei moduli bianchi e scriverci sopra conto corrente postale 3767 1294 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano. E grazie ancora. È tutto magna. Oggi vi do una segnalazione che non ce l'ha nessuno. Che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, non si sa mai dove portare il proprio fidanzato, la propria fidanzata, la propria mogliettina, il maritino. Che noia, sempre le solite cose. Adesso vi dico una cosa che non avete mai fatto, un'occasione unica per fare qualcosa di diverso, senza spendere un occhio della testa, e soprattutto qua in zona, per chi mi segue dalla Lombardia, ma anche dal Piemonte e anche dalla vicina Emilia-Romagna. Siamo a Cecima, in provincia di Pavia. Segnate giù in calendario sabato 29 marzo 2025 alle ore 10, aperitivo con l'Eclissi al planetario e osservatorio astronomico di Ca del Monte. Guardate, vi sto dicendo una cosa che non sa assolutamente nessuno, un'occasione per fare qualcosa di differente, perché voi non lo sapete, i telegiornali ne parleranno nelle prossime settimane. Il 29 marzo assisteremo a un fenomeno straordinario, un'eclissi parziale di sole visibile anche qua da noi in Italia. Nella nostra regione, la Lombardia, il disco solare sarà oscurato dalla Luna per circa il 10%, ma comunque si vedrà. Un evento speciale, l'osservazione dell'eclissi parziale di sole con aperitivo, sabato 29 marzo a partire dalle ore 10 al planetario osservatorio astronomico di Ca del Monte a Cecima, in provincia di Pavia. Osservazione in sicurezza, grazie ai telescopi del nostro osservatorio, scrive il sito, potremo vivere insieme questo spettacolo naturale in totale sicurezza per gli occhi. Durante l'evento scopriremo aneddoti e curiosità sulle eclissi e su come questi fenomeni abbiano influenzato il corso della storia umana. Collegamento speciale con la sonda spaziale SDO che sta monitorando il Sole e quindi le macchie solari, le formazioni scure e fredde che indicano l'attività del Sole, le protuberanze solari, quei getti di materia che si innalzano per decine di migliaia di chilometri nello spazio.
tutto insieme a un buon aperitivo con Oltrepop, quindi dopo l'osservazione un delizioso aperitivo e anche un po' romantico, diciamolo, tra scienza, emozione e gusto. Soddisfatti? Beh, una roba del genere non ve l'aveva mai detto nessuno. Soprattutto qualcuno di voi non sa che c'è un planetario a Cecima, in provincia di Pavia. Planetario e osservatorio astronomico di Ca del Monte. Soddisfatti o rimborsati? Lo sapete, quando c'è Sammy Varin è tutto un magna magna, lo è davvero, e quindi qualche altra notizietta ve la do. Andiamo da tutt'altra parte, dai, questa mi piace. Ad esempio, per chi non è in dieta come il sottoscritto, andiamo. Siamo in Sicilia qua, sì, provincia di Catania, l'Etna Chocolate a Giarre in provincia di Catania, l'attesissimo evento che si tiene in una suggestiva cornice proponendo un'esperienza unica grazie alla suddivisione in 4 aree tematiche, cioccolato in ogni dove, l'area Chocolate 3 con espositori selezionati che garantiranno quantità e qualità per gli amanti del cioccolato, l'area Food 4, espositori che propongono un'ampia varietà di prodotti gastronomici, ma l'area Dolciumi con tutte le possibili prelibatezze dolciarie, l'area Artigianato, gli espositori che portano creazioni uniche e originali. Insomma, io già ve lo dico, ma l'appuntamento gnam gnam molto positivo per chi vuole fare carnevale, ma per chi vuole mangiare, è dal 27 febbraio al 4 marzo all'Etna Chocolate Carnival, che si tiene anche quest'anno a Giarre in provincia di Catania. E naturalmente un grande saluto a chi è già a caccia del vestitino per il prossimo figlio e nipotino, perché poi si diventa grandi, ogni anno bisogna cambiare vestitino. Ancora sollecitazioni certamente, ma ci spostiamo con la Lega e andiamo a seguire la Lega negli appuntamenti da non scordare. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ah sì, è tutto un magna magna, è tutto un magna magna. Allora cominciate a segnare giù, perché a proposito di appuntamenti territoriali, questo è veramente importante per chi ci ascolta da Milano. Si parla di mobilità e area C. Lo sapete che qui a Milano si diventa sempre più una città per pochi, per pochissimi, una città a pagamento. Beh, mobilità e area C, le prospettive per la città, da segnare in calendario: sabato, non questo, il prossimo, il 1 febbraio alle 9:30 in corso Garibaldi 27 a Milano, al CAM Falcone e Borsellino. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Pietro Senaldi, direttore responsabile del quotidiano Libero, una tavola rotonda con il segretario generale della Confcommercio Milano Barbieri, l'esperto in mobilità e sicurezza stradale Bonizzoli, l'amministratore delegato della Milano Serravalle Cassetta, il direttore area territorio ambiente di Assolombarda Curtoni e ancora il presidente della fondazione IRCCS Grande Ospedale Maggiore Policlinico Giachetti, Andrea Gibelli, presidente dell'esecutivo FNM, Giovanni Mantegazza, presidente di APA Confartigianato Imprese. Sabato 1 febbraio si parla di mobilità e area C, le prospettive per la città, dove corso Garibaldi 27 a Milano, al CAM Falcone e Borsellino, con il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega e quelli che arrivano proprio nei giorni vicinissimi ad oggi, questo venerdì 24 gennaio alle 20:45 al Teatro San Carlo di Arona, a 2 passi dal Piemonte, Stati Generali dell'Economia, intervengono Riccardo Molinari, Alberto Bagnai,
Alberto Luigi Gusmeroli, il professor Antonio Gozzi, il dottor Marco Granelli e Angelo Miglietta. Tra Piemonte e Lombardia, appuntamento per questo venerdì 24 gennaio alle 20:45 al Teatro San Carlo di Arona, con la presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Un piacere certamente vedere tutti questi pezzi grossi, tutti quanti in una sera, ma soprattutto capire dove ci porta specialmente questa Europa. Sto guardando dove ci porta questa Europa, ma dove ci porta sul fronte sicurezza ciò che la Lega sta mandando avanti con un disegno di legge importante che riguarda la sicurezza. Proprio questo weekend una raccolta firme in tutta Italia grazie ai gazebo della Lega. Questo venerdì 24 gennaio già ad Aosta, presso la saletta BCC d'Arco d'Augusto, siamo in pieno centro in quelle di Aosta, si parlerà di sicurezza, più sicuri, più liberi, il DDL sicurezza tra innovazione e opportunità, con il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, onorevole Nicola Molteni, con il responsabile Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, Gianni Tonelli, il consigliere regionale della Lega Andrea Manfrin e il coordinatore regionale Lega Giovani Valle d'Aosta Andrea Mosca. Per chi ci segue dalle montagne, questo venerdì 24 gennaio ore 18:30 appuntamento alla saletta BCC Arco d'Augusto in quel di Aosta. Ma come vi dicevo, sono tanti gli eventi targati Lega in questi giorni e proprio in questo weekend, eccolo qua, sempre al loro fianco per la nostra sicurezza, difendiamo chi difende gli italiani. Questo sabato 25, questa domenica 26 gennaio, raccolta firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Firma anche tu ai gazebo della Lega, ma anche su legaonline.it. Sì, alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse. Sì, a un'adeguata tutela legale delle forze dell'ordine, militari, esercito, nei procedimenti causati dall'atto dovuto, con una somma fino a 10.000 euro per ogni fase processuale. Sì, a pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa. Sì, a pene più severe per impedire rivolte in carcere nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati. E avanti tutta per estendere l'utilizzo del taser, la pistola elettrica, a tutte le forze dell'ordine sul territorio nazionale. Proprio per questo, ovunque voi siate, questo weekend vi invitiamo a firmare le proposte della Lega. Perché? Perché anche all'interno del centrodestra chiaramente siano portate avanti. Stiamo per chiudere, sì, quasi, ma c'è Luca Zaia sull'autonomia e che facciamo? Non lo sentiamo? No, lo sentiamo, e come? Un minutino sull'autonomia, dopo naturalmente la decisione della consulta di rendere inammissibile il referendum. Sul cursore e ascoltiamo Luca Zaia. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del referendum contro l'autonomia. Quindi cosa significa? Significa che non si farà più referendum. Io spero che dopo questa sentenza autorevole si possa procedere con serenità. Desidero immaginare un mondo nel quale si possa lavorare a fianco all'opposizione per un percorso comune, perché l'autonomia non è l'autonomia di qualcuno, ma è l'autonomia di tutti. Come diceva l'allora presidente Napolitano nel 2014, l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, ma è anche l'occasione per dimostrare ai cittadini un'attenzione particolare. Spero che si possa finalmente parlare delle prime funzioni della prima materia, che è la protezione civile, perché quando avremo messo nero su bianco quella dose di autonomia per la protezione civile da dare ai territori, tutti i cittadini si renderanno conto che non è la secessione dei ricchi, non è l'assalto all'unità nazionale, non è una mostruosità come dice qualcuno, ma bensì è riconoscere che i territori siano più efficienti e magari dare una mano a quei cittadini che si trovano
in mezzo a un'alluvione, in mezzo a un terremoto, e sanno che hanno degli interlocutori più vicini a loro che possono rispondere molto più velocemente. E quindi avanti tutta con il lavoro, possiamo lavorare sulle prime 9 materie e poi lavoreremo sulle altre 14. Grazie a Luca Zaia, quindi non si arretra di 1 millimetro, sappiatelo, ci mancherebbe altro, su questo argomento l'autonomia non ci sono santi che tengano. Ultimissima segnalazione, certamente una segnalazione che riguarda tutti noi. La nostra è una grande famiglia, la famiglia della Lega, la famiglia di Radio Libertà, Radio RPL, Radio Padania Libera. E allora un ricordo a chi purtroppo se n'è andato proprio in questi giorni, Leo Siegel. Si è spento l'altro giorno all'età di 85 anni il nostro Leo Siegel. Scrive Giulio Cainarca in questi giorni proprio sul nostro sito e sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Per tanti anni Leo Siegel è stato conduttore della nostra radio. Sport, politica, attualità erano sempre nelle sue corde. Nato a Torino, vissuto a Milano, Leo Siegel condusse una vita sportiva e giornalistica nel calcio e nell'hockey su ghiaccio. Super tifoso dell'Hockey Club Milano, Leo curò vari libri dedicati a questa favolosa squadra. È stato il fondatore della rivista Top Hockey e dobbiamo anche a lui il fatto di avere tenuto vivo il ricordo dei fatti che portarono alla morte di Sergio Ramelli, aggredito a colpi di chiave inglese da esponenti di avanguardia operaia. Un'altra delle battaglie di Leo Siegel ruotava intorno al ricordo della strage di Gorla, 184 bambini straziati da un bombardamento degli alleati nel 1944. Un suo grande successo da allenatore avvenne nel 1981-82. La mitica Pro Patria di Busto Arsizio fu promossa in Serie C1 dopo una stagione di successi che videro una partecipazione popolare incredibile. Leo Siegel ha allenato anche la Virtus Binasco, a cui fece raggiungere la Serie D, e poi Vogherese, Sant'Angelo, Mantova, Saronno, Omegna. Leo Siegel ha fatto anche l'osservatore per il Chievo Verona, Serie A e B. Infine fu commissario tecnico della Nazionale della Padania. Funerale di Leo Siegel proprio in queste ore in via Perez 75 a Milano. Un ricordo per tutti noi e per tutti voi, pensando a Leo Siegel, a quante cose abbiamo fatto insieme, a quante cose abbiamo fatto anche noi come staff di Radio Padania Libera, di Radio RPL, tante feste della Lega passate insieme. E ricordando chi non c'è più, certamente ricordiamo che le battaglie di chi non c'è più sono ancora le nostre, quelle che portiamo avanti ogni giorno su queste frequenze. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma non finisce qua. Per oggi basta, Ci ritroviamo domani, ore 7:30, con un grazie a Sveva e Andrea in regia. A presto. Avete ascoltato